tenere alta l'attenzione, poi ci sono gli scontri, abbiamo visto nella scorsa settimana quanto accaduto a Firenze, quanto accaduto anche in altre città italiane. Raffaele Padrone del sindacato FSP Polizia di Stato. Buonasera direttore. C'è tensione anche da un punto di vista sociale, poi ci sono gli scontri perché ovviamente chi va in piazza magari ci va per manifestare pacificamente, e abbiamo visto tanti episodi, la stessa Portogruaro pochi giorni fa, ma anche Pordenone, insomma, e poi però ci sono anche alcune situazioni difficili anche da gestire per le stesse forze dell'ordine. Sì, come dicevo la volta scorsa, la tensione che si è creata in questo momento, in questo periodo, è altissima, soprattutto subito dopo l'ultimo decreto, insomma, del Consiglio dei Ministri e del nostro Ministro Conte, che ha emanato l'ultimo DPCM. Attendiamo anzi a ore il prossimo. Il problema è che noi della Polizia, delle Forze dell'Ordine, per mestiere viviamo questa tensione di piazza. E noi francamente l'abbiamo dimostrato, non siamo lì per attaccare il commerciante che va democraticamente a protestare, questo sia chiaro. Io ho visto passare sui social delle frasi ingiuriose che niente hanno a che fare con le persone che ancora credono nelle nostre istituzioni e nelle forze dell'ordine e ci sono sempre vicine. Il problema è invece che diversamente, come è successo a Pordenone, che la manifestazione non ha avuto infiltrazioni da parte di soggetti che conosciamo, infiltrati solo per fare confusione e per creare, per avere la possibilità di un contesto, di una situazione democratica di scontrarsi con le forze dell'ordine. Ed è Firenze, l'abbiamo vista anche per ultima, ma abbiamo avuto Roma, abbiamo avuto Torino. Bene, il problema, vede, sono queste persone, questi soggetti, e come diceva lei, la persona che va con il figlio magari in piazza, il commerciante che chiude alle 6 e va, come abbiamo visto a Pordenone, ripeto, a dimostrare, si trova coinvolto in questi incidenti. Si trova coinvolto in questi incidenti perché la polizia, ripeto, non è lì per attaccare, ma è lì per difendersi. L'abbiamo visto anche a Trieste, ripeto, quello che ho detto la volta scorsa, c'è stato a Trieste l'episodio eclatante che i colleghi del reparto mobile si sono tolti il casco per dimostrare che sono vicino e sono con la gente. L'altra sera c'ero anch'io, siamo andati in piazza, siamo andati a dare solidarietà a tutta quella serie di persone che stanno soffrendo in questo momento. E io dico sempre anche ai miei colleghi, attenzione, perché si sta un passo a non avere più lo stipendio anche noi dei statali. Se continua in questo sistema il passo è veloce. Adesso ci hanno, e parlerò anche di questo, hanno bloccato i licenziamenti fino a marzo, ma se arriviamo oltre e non pagano più le pensioni, non pagano poi più gli stipendi agli statali, e non è detto che si venga a toccare la 13ª per sopperire a quel denaro che deve essere devoluto alle persone, ai commercianti che stanno soffrendo più sicuramente di chi ha uno stipendio. Ci vogliono anche delle nuove forze in ingresso, perché altrimenti... È questo il problema, perché il nostro problema adesso, come lo è stato durante il lockdown, cioè parlo come forze dell'ordine, era quello di essere preparati a questo periodo. Quello che non ha fatto il governo, perché abbiamo sentito tutti quanti, ormai lo sappiamo, da marzo, da aprile, da maggio sapevano che c'era una seconda ondata, invece di organizzare, che ne so, il pulmino, la corriera per andare a scuola, preferiscono chiudere le scuole. Quindi voglio dire, noi invece siamo stati preparati, abbiamo fatto in quel periodo magari più attività spezzata nel nostro gergo, quindi magari il 50% della forza lavorava la mattina e il 50% lavorava al pomeriggio, per avere poi
la possibilità di essere tutti e 100 invece presenti in piazza in questi giorni, ed è quello che stiamo preparando per marzo, perché io la vedo veramente male. Infatti Se abbiamo lo spostamento dal 31 di gennaio al 30, al 31 di marzo, bene, sappiamo che i problemi di piazza saranno ripetuti, si ripeteranno sicuramente anche a marzo. Anche perché questo è il terzo decreto. E questo è il decreto, adesso stiamo aspettando come reagiscono i governatori, soprattutto il nostro in Friuli Venezia Giulia, dove è vero che siamo in un momento particolare, delicato, come parlava il medico prima, però sicuramente non siamo alle stesse percentuali di una Campania o di una Lombardia. È vero anche che il numero però degli abitanti è diverso. Quello che invece preme, e che poi voglio chiudere con questo, è che, guarda caso, ritorna il discorso, nulla si sta facendo invece perché sta passando oltre, perché se noi accendiamo la televisione ascoltiamo solamente problemi sul Covid. Bene, vi garantisco che ci sono dei problemi che sono quelli degli sbarchi, che sono veramente alla tragedia. Noi abbiamo 70-80 persone, e qua in studio c'è qualcuno dell'istituzione del comune che potrà dare anche lui il suo pensiero, dire il suo pensiero, perché noi abbiamo 70-80 persone che arrivano ogni giorno e, guarda caso, dobbiamo provvedere anche al tampone di queste persone. Se risultano positive diventa un disastro. Bene. Perché poi dobbiamo cercare le strutture che devono mantenere queste persone. Chiaro. Quindi attenzione, che dietro a questo si sta celando un problema, quello dei Balcani, che è veramente grave. Non sarà facile gestire queste cose. In televisione non passa, ma il problema degli sbarchi continuano. Attenzione. Grazie Raffaele Grazie Padrone a voi per essere stato con noi, ed ora sentiamo un collega di Padrone, ma del SAP, che pone l'attenzione anche qui l'organico delle forze dell'ordine tra Portogruarese e San Donatese, perché anche lì ci sono delle esigenze davvero da considerare e non poco importanti. Sentiamo.